Una piazza Santa Restituta davvero gremita nonostante le rigide temperature ha ospitato la cerimonia inaugurale di Sora Città del Natale, con la partecipazione delle scuole del territorio, di tante associazioni, dei cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni. La manifestazione è stata aperta con il conto alla rovescia per l'accensione simbolica, con tanto di countdown dell'albero di Natale luminoso al centro della piazza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buone feste a tutti e buon Natale! A seguire il messaggio alla città del sindaco Luca Di Stefano, affiancato dal suo vice Maria Paola Gemmiti. Sì, una giornata bellissima, frutto di un impegno importante, un impegno condiviso non solo della mia squadra ma di tante associazioni, tante persone che hanno voluto dedicare il proprio tempo libero per la nostra città, per la nostra comunità. Quindi vedere sul volto di tanti bambini il sorriso, di tante famiglie, ecco, per me questa è la gratificazione più grande, riuscire a far visitare questa splendida città, quindi sono convinto che sarà un mese fantastico per questa città. Sì, finalmente l'8 di dicembre è arrivato, la città si sta per illuminare con i suoi 1000 colori, i bambini stanno già cantando, fra un po' partirà la grande parata inaugurale e inaugureremo le tante iniziative che le diverse associazioni hanno voluto portare avanti per animare il nostro Natale, il nostro Sora Città del Natale 2023. E inizieremo da questa sera un lunghissimo programma fatto di tantissimi eventi, quindi questa sera questa grande festa, poi mano a mano avvicinandoci al Natale avremo presentazioni di libri, concerti, avremo fino alla sera di Natale il concerto di Natale, tra il Natale e il Capodanno la tombolata vivente, un'altra serata di musica importante, dopo il Capodanno il nostro concerto di Capodanno, delle serate in cui ci saranno artisti di strada, la giornata di Masce e Orso, i diversi quartieri che si animeranno per degli eventi propri a San Rocco, in via Napoli, e poi piano piano per avvicinarci all'Epifania in cui chiuderemo il nostro Natale il 6 di gennaio con il Corteo dei Magi, che sarà ancora più grande come avevamo promesso lo scorso anno, per chiudere questo periodo bellissimo, magico, in cui Sora vuole essere riscoperta prima di tutto dai sorani, ma poi dalle tante persone del territorio che stanno arrivando e anche dalle persone più lontane. Oggi abbiamo avuto dei visitatori da una grande città del nord, insomma, ecco, questo vogliamo diventare un posto bello da scoprire, dove passare del tempo bello in una città bellissima e illuminata per il Natale. Buon Natale a tutti a Sora, Città del Natale 2023. Il soprano Francesca Bellino, allieva dell'Accademia Musicale Come d'Incanto, ha aperto il concerto dei canti di Natale eseguiti dal coro dei bambini della scuola paritaria dell'Istituto Beata Maria De Mattias di Sora, seguiti da altri allievi dell'Accademia, tutti magistralmente diretti dal maestro Maria Teresa Reale. A seguire si è aperta la parata con il carro di Babbo Natale a cura dell'associazione Noi per San Rocco, seguita dalla sfilata della banda sinfonica cittadina e dalle scuole di ballo. Si è poi arrivati nel cuore del centro storico di Sora, a Canceglie, con un nuovo taglio del nastro per la mostra presepiale a grandezza naturale, a cura dell'associazione Sora Antica.